Tentato omicidio, lesioni personali, atti persecutori, furto aggravato e porto abusivo d'armi. Con queste accuse è stato arrestato dai carabinieri un uomo di 22 anni di Schio, ritenuto il responsabile della gravissima aggressione con un macete di un 59enne del Marocco in zona Santa Croce, avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Le indagini dei militari, scattate immediatamente, hanno portato a fine giornata a identificare i due sospettati e a bloccarli. Fondamentale un video ripreso col cellulare fornito agli inquirenti da una 25enne che aveva riconosciuto uno degli aggressori. La ragazza aveva riconosciuto l'ex fidanzato che la stava stalkerando da tempo dopo la rottura della relazione, mentre tentava di rubare la sua autovettura con l'aiuto di un complice. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, la ragazza si sarebbe precipitata in strada per impedire il furto della vettura da parte dei due uomini travisati, che poco prima si erano resi responsabili del furto di un giubbotto all'interno di un'altra auto nella zona. Riconosciuto dalla giovane, l'ex fidanzato avrebbe spruzzato uno spray urticante al volto della ragazza che aveva iniziato a filmare l'aggressione. Sopraggiunto il padre, 59enne, l'uomo ha tentato di difendere la figlia, ricevendo un temibile fendente inferto con il macete dal 22enne. Un colpo diretto al capo che invece è finito sul braccio che l'uomo aveva alzato per parare il colpo. Un gesto che aveva permesso ai due aggressori inizialmente di guadagnare la fuga, mentre padre e figlia sono finiti all'ospedale con rispettivamente 25 e 7 giorni di prognosi. La descrizione della ragazza del pregresso quadro di atti persecutori messo in atto dall'ex fidanzato ha permesso agli inquirenti di chiarire il contesto dell'aggressione. Il giovane è stato arrestato a seguito della perquisizione domiciliare dove sono stati rinvenuti gli abiti indossati durante l'aggressione, 0,70 grammi di cocaina ma non il macete utilizzato per l'aggressione. Mentre il complice, un cittadino libico di 29 anni residente in zona, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e furto aggravato in concorso, il 22enne è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.